Audio Jungle. 19ª giornata del campionato di Serie C2 di calcio a 5, è il girone B. L'Antenore Sport Padova ospita il Flaminia per quello che è il big match di giornata, visto che si affrontano terza contro seconda in classifica, ma a inseguire è l'Antenore Sport Padova che ha 34 punti contro i 36 della squadra veneziana. Al primo posto c'è il Bissuolo. Adesso deve provare a sviluppare il suo gioco l'Antenore con Secchieri che prova un dream, però perde il pallone. Attenzione che si scatena un 2 contro 2, Rodriguez prova a intervenire, però c'è il gol. Il gol dopo 4 minuti di gioco ha segnato il Flaminia che si è portata subito in vantaggio. L'autore del gol è Yuri Bullo, credo sia rimessa laterale, non punizione, il tiro a gol, c'è il pareggio proprio di Carraro sull'assist di Rodriguez e l'Antenore rimette in sesto la sfida al 12° minuto, assist di Rodriguez, gol di Luca Carraro ed è 1-1. Che gira per categorie tra la C2 e la C1, insomma sicuramente di esperienza, anche lui non è giovane. Pergola il tiro, il gol, e c'è il 2-1, questo è un bellissimo gol di Pergola, veramente un gol da pivot puro, si gira in un fazzoletto con il destro, fa valere la sua fisicità e mette dentro il sorpasso. Il suo ingresso ha fatto la differenza, attenzione al contropiede, bravo Cinquino a recuperare, può partire il 2 contro 1, Cinquino è solo il tiro, rete 3-1 e c'è il terzo gol al 18° proprio con Domenico Cinquino. 2-1 fondamentale, poi c'è stato un Cinquino che anche se a mezzo servizio ha fatto vedere ancora il suo talento, però qua subito il 3-2, non ci si può distrarre un attimo che Andrea Rinaldini sigla tirandosi in un fazzoletto il 3-2 e riapre la partita per il Flaminia al 20° minuto. Il primo tempo che vede l'Antenore condurre per 3-2 sul Flaminia, recupera palla, attenzione per partire il contropiede, Carraro va da solo con il sinistro e poi gol, c'è l'autogol di Bullo e così al 22° su questa ottima azione di Luca Carraro si riporta avanti di 2 gol l'Antenore Sport Padova. Il tiro, c'è il gol incredibile, il gol del 4-3 praticamente direttamente su calcio d'angolo ha segnato Bullo con la deviazione fondamentale di Parisotto. Si riapre ancora la partita, 4-3 per l'Antenore Sport Padova, Nel senso che abbiamo meritato, ecco. e c'è il gol, è il gol proprio di Alberto Rodriguez che siamo giunti al secondo minuto di questo secondo tempo, porta il punteggio sul 5-3, avanti ancora di 2 gol l'Antenore Sport Padova. Però anche in America Latina hanno un po' il futsal nel sangue. Grande gol di Carraro dopo un bellissimo schema. Carraro trova il gol del 6-3 al 6° minuto. Il tuo allenatore presidente, ancora almeno 13 anni di carriera, ce le hai, attenzione, il gol e si iscrive al tabellino dei marcatori anche Ezechiel Morello che sfrutta questo ottimo scambio per andare a segno con il destro, così al 15° minuto l'Antenore Sport Padova si porta sul 7-3, anche forse oltre le più rosee aspettative, insomma 7-3 contro la seconda in classifica, una bella dimostrazione di forza fino a questo momento. Con fallo al limite, no, secondo giallo rosso. Attenzione, cartellino rosso per Rodriguez e qua bisogna, scusate, cartellino rosso per Grigio, partita agli sgoccioli, Antenore che sta vincendo per 7-3 e vede vicino il traguardo ma non può permettersi di rilassarsi, ci prova Carraro con l'esterno sinistro ed è il gol del definitivo 8-3, segna ancora Luca Carraro al 27°, è la sua partita, 8-3 per l'Antenore Sport Padova. Proprio il Flaminia che prima di questo incontro aveva 2 punti di vantaggio. Carraro indietro per Bacco, palo, Carraro ancora tiene il pallone, poi Cinquino non riesce a intervenire, palo, ma finisce qui, finisce 8-3, l'Antenore Sport Padova supera in maniera convincente il Flaminia, si riappropria del secondo posto in classifica